Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Amiche e amici rosso-blu e amiche di 131, ben ritrovati, nuovo venerdì, nuovo appuntamento con Aperi Torres, la nostra rubrica nata da qualche settimana e dedicata alla vigilia dei rosso-blu in modo scanzonato, rapido e veloce, anche per provare, questa settimana più che mai, a tirare un po' sul morale a quella che è la truppa ancora di Michele Pazienza, vedremo per quanto tempo, in vista della trasferta di Guidonia. E visto che c'è da tirare sul morale, niente ci riesce meglio che la visione di Andrea Antonio Olmeo. Ciao collega egerrimo di questa redazione, ciao. Buonasera, grazie per queste belle parole, mi ha emozionato, ha dato una carica di gioia immensa. Domani al posto di Lunghi, ti prego. Sì, assolutamente. Guarda, l'unica differenza tra me e lui ovviamente non sono i piedi, ma i capelli, ovviamente. Sì, però stanno ovviamente ricrescendo i tuoi. Sì. Stanno ricrescendo, quindi vedremo a fine stagione magari avrai la stessa capigliatura del trequartista relatore. Sandre, solito ci proviamo perlomeno a prendere in maniera scanzonata questa vigilia rosso-blu, che di scanzonato non ha niente, perché venerdì scorso, quindi una settimana fa, la Torres, lo vediamo anche nelle immagini, ha perso la sua ennesima partita, la sesta di queste prime 10 del girone B di Lega Pro. Si trova in una crisi nerissima, è stato lì dall'esonero Michele Pazienza, sì. Poi per diversi motivi, sia economici sia di progetto, ma soprattutto economici, è ancora lì alla guida dei rossoblù. La Torres ha fatto una settimana di allenamenti in silenzio, non c'è state parole di Pazienza prima di questo turno, e insomma trovare uno spunto positivo sarà difficilissimo. Infatti, prima di andare a vedere i tre temi, ti chiedo subito che Torres ti aspetti domani contro il Guidonia. Allora, detto in tutta onestà, mi aspetto sempre la solita Torres, ti dico, perché secondo me sono due le soluzioni: o la squadra, proprio parlo di giocatori, decidono di fare gruppo, di unirsi per provare a uscire tutti insieme, oppure secondo me rivedremo più o meno le solite canzoni, passami il termine, di questo inizio di stagione. Detto che secondo me magari Pazienza proverà a cambiare qualcosa, a mischiare nuovamente le carte in tavola, magari, spero e mi auguro, col doppio centravanti, magari schierando anche Mastino dal primo minuto, dipende anche ovviamente quanti minuti ha nelle gambe, però da un lato mi auguro una Torres che provi a fare qualcosa di diverso, dall'altra mi aspetto più o meno la stessa Torres che abbiamo visto una settimana fa, ecco. Poi sì, non so tra l'altro i ben informati, quindi non noi due, parlano della possibilità anche di una difesa a 4, quindi una sorta di 4-3-2-1 che può diventare
anche un 4-5-1 in base alle occasioni, no? In un possesso, ma può diventare anche un 4-3-3. Quindi il passaggio alla difesa a 4, che fino adesso è sembrato quasi un tabù nell'epoca recente della Torres, non solo Sì. con Pazienza, ma anche con Greco, vi ricorderete, quasi mai la Torres ha giocato a 4, da capire, perché sai, giocare a 4 in difesa vuol dire magari arretrare Zecca, provare o Mercadante esterno oppure un Dumani a tutta fascia, qui insomma tanti esperimenti, anche se poi quella della difesa a 4 è un qualcosa che hanno chiesto in tanti, anche per provare a creare di più davanti, Certo. a difendersi di meno, a mettere un uomo di prospettiva in più. Come dicevi tu, dipenderà anche molto da come si inseriranno Mastino e Giorico in questa Torres, 2 rientri importanti, con la speranza che, visto che c'è silenzio stampa, non lo sappiamo, la settimana non abbia portato a degli infortuni in casa rossoblu, ma che la rosa sia tutta a disposizione. Io personalmente mi aspetto solo una cosa, ovvero che Antonino Musso parta dall'inizio, poi che sia chi te a fargli da spalla o che sia un altro giocatore, non lo so, vediamo, però comunque Musso 3 gol su 5 fatti in stagione, che sono pochissimi, sono suoi, tenerlo fuori perché per convinzioni personali del i commenti che presenti esprimano in tutta la partita il disappunto verso l'atteggiamento di prima conoscenza della società verso i tifosi, che è un tema, cioè ci inserisce questo di Dario verso un tema, ovvero quello del silenzio, no? Questo malumore percepito dalla piazza, molti hanno percepito male, l'ho visto anche nei commenti dal sito, il silenzio stampa ha confermato. Ti chiedo cosa ne pensi e poi dico la mia. Cioè, secondo te è giusto o sbagliato rimanere in silenzio stampa dopo la sconfitta? Cioè, la settimana dopo la sconfitta? È nella scelta che non è stata di fatto urlata, ma è passata così tra le righe della conferma di Pazienza? Allora, da un lato ci può stare che tu ti chiudi nel silenzio per provare un attimino ad arrivare in maniera più tranquilla, a provare a togliere le pressioni anche, comunque immaginati tu, Pazienza oggi che viene in conferenza stampa, quali Le sarebbero domande stati... sono, certo, le domande sono Esatto. tutte sul futuro e non Quindi, sulla partita. esatto, quindi da una parte mi metto dalla parte, ecco, della società e penso che comunque come scelta è una scelta che comunque è lecita e è accettabile, però dall'altro se tu decidi di riconfermare Pazienza, di dargli fiducia, quantomeno comunque mi sarei aspettato che qualcuno dal presidente o dalla proprietà, comunque qualcuno ai piani alti ci mettesse la faccia e dicesse qual è la situazione, parlasse anche un attimino di questa scelta e di come anche loro vedono questa situazione, non per forza dare una motivazione ma anche dare una spiegazione, un punto di vista, perché comunque si è rimasti in una settimana calda con tanti punti di domanda e punti esclamativi nascosti tra le parentesi, ecco. Sì, salutiamo gli amici del Sassarese Medio che dicono oggi noi siamo in silenzio stampa per scaramanzia, non commenteremo la Peritores, quindi commentando per dirci che non commenteranno porteranno sfiga domani alla parete. È già scritto, proprio, quindi lo faranno loro il è già pronostico scritto. questa settimana. Esatto, dai, bravi. L'unico commento, vediamo se qualcuno se la sente, il pronostico di Guidonia Torres. Detto questo, chiudo il discorso sul silenzio stampa. Noi abbiamo criticato spesso la società per giocare un po' a nascondino, per usare le parole di Dario. In passato, vi ricorderete soprattutto i pezzi che abbiamo fatto dopo il 7-1, in cui le settimane che hanno seguito, in cui secondo noi, in maniera del tutto ovviamente soggettiva, c'era la necessità di una presenza forte da parte del club per accompagnare il processo di ridimensionamento, invece anche in quel caso è stato preferito il silenzio per poi raccontarcelo quando già il processo era avvenuto, magari è più facile, no? Ma questa, ripeto, è sempre una nota di giudizio personale, raccontare le varie fasi delle scelte al tifoso. Questa settimana, secondo me, lato tecnico ci sta il silenzio stampa, perché come dicevi tu, Pazienza cosa può dirti? Cioè, Pazienza vive davvero camminando su un filo, tanto sarebbe stata una domanda su come si può vincere contro il Guidone, le altre sarebbero sente l'ultima spiaggia, come mai non si è dimesso, Esatto. come si può dare una scossa a questa squadra, il suo futuro, insomma, sarebbero state quelle le domande e in maniera anche giusta e inconscia i giornalisti avrebbero portato magari anche più negatività nella sua Pazienza di quello che invece c'è bisogno in questo momento, ovvero provare a pensare solo al campo. Lato societario poteva anche starci, magari non per forza a ridosso della partita, ma nelle giornate di lunedì, martedì, quando la squadra ha ripreso gli allenamenti e quindi Pazienza è stato confermato alla guida,
fare un piccolo passaggio anche con la stampa, magari vedendo una figura importante che potesse essere Udassi o Pierluigi Pinna o comunque un dirigente importante e non solo il direttore sportivo o l'allenatore, per dare questo messaggio. È stata presa questa scelta, secondo me rispetto a maggio-giugno ci sono meno, vedo meno necessario, ok? È chiaro che se tu non parli, perché poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, se tu non parli in questa settimana qua, lasci lo spazio a tutti di dire di tutto, ok? Che siano giornalisti, che siano tifosi, perché è chiaro, se la società non dà i suoi punti di vista, è giusto ed è naturale, e nessuno può aspettarsi il contrario, che ognuno dica la sua e faccia la sua previsione, ok, di questa Torres, perché non c'è un tracciato indirizzato dalla società. È un po' come quando piove tanto, se tu non crei delle canalette dove l'acqua può confluire verso dove vorresti portarle, ti esponi all'acqua, diciamo, che si alza su ogni livello, e lì non ti puoi lamentare poi che c'hai l'acqua fino alle ginocchia. E quindi questa è un po' la metafora, no, del livello comunicativo che a mio avviso è stata gestita nei momenti di difficoltà della Torres, che è una società, secondo me, che sa gestire molto bene le sfide sulle ali dell'entusiasmo, dalla Serie D alla Serie C, quando ha dovuto creare in 2 settimane la squadra, molto meno bene, e questo, ripeto, è uno spunto personale, quando invece c'è diciamo pressione, c'è critiche, ci sono difficoltà di ambiente nel gestire le scelte forti. Andiamo al secondo tema, caro il mio Andreuccio Olmeo. Che è un altro tema interessante, pazienza. Sì, mi piace la foto che hai scelto, no? Anche perché domani cambia l'ora legale, l'abbiamo scelta per questo, esatto. Perché il DS Colombino, che fa anche TV di servizio, ci ricorda che domani notte, con la speranza che la Torres non abbia più bisogno di contare i giorni, contare le ore, contare i minuti e i secondi che mancano rispetto a una vittoria targata a fine agosto, l'ultima campionato, comunque c'è il tema grosso, che è quello dell'ultima spiaggia per Pazienza. Se devo darti la mia di pancia e poi ti chiedo anche il tuo parere, per me l'ultima spiaggia di Pazienza forse era contro l'Ascoli, ok? Cioè settimane fa. Però se arrivati alla sfida contro il Guidonia, paradossalmente ti dico, anche con un risultato non così felice, l'esonero sarebbe molto complicato, anche se poi sarebbe giusto se dovesse arrivare una sconfitta, perché poi c'è anche la Coppa, di nuovo in trasferta contro l'Arezzo. Chiaro, lì potresti andare con il Marco Sanna di turno, un traghettatore interno, ok? Però è anche vero che non lo so, secondo me l'ultima spiaggia era già arrivata, quindi se si è scelto di andare avanti, non so davvero quando poi la società prenderà il passo decisivo in caso di sconfitta per l'esonero di Pazienza. Sì, anche perché ne discutevamo pure venerdì di fronte al Torres Tennis fuori dal Vanni Sanna. Secondo me era già il momento di mettere una parola fine già questo fine settimana che è appena trascorso, per le diverse motivazioni che ho spiegato. Però si è deciso comunque di dare fiducia, di avere appunto pazienza, in questo senso qua magari una scelta che premia, perché questa fiducia da parte della proprietà può essere magari una scelta che premia, che dà quello scossone inaspettato, ecco, dal mio punto di vista. Poi vediamo un pochettino, anche perché se poi tu vai a perdere a Guidonia, poi ad Arezzo, che comunque l'Arezzo, diciamo, non è una delle meno favorite, non è una squadra semplice da affrontare. Ricordiamolo, cioè l'Arezzo non è campionato, è Coppa. Che tra l'altro ti dico, e poi ti faccio finire, Coppa che è vero, uno è messo talmente male in classifica che dovrebbe pensare solo al campionato, però diventa l'unica valvola di sfogo anche per questa società, per provare a fare qualcosa di più, perché se la zona playoff si allontana così tanto, ti resta la Coppa come alternativa. Ricordiamo che chi vince la Coppa diventa testa di serie del girone, quindi comunque sia è una soluzione importante, va direttamente alla fase nazionale, per capirci. Quindi insomma è un'opportunità da non sottovalutare per una squadra che comunque, a detta di tutti, anche se la classifica oggi non lo dice, parlo del club, era comunque ambiziosa, nonostante il ringiovanimento, il rinnovamento a inizio stagione. Scusami, ti ho interrotto. No, assolutamente, mi ricollego, anche perché comunque, te lo dicevo anche venerdì, comunque la Coppa resta, come hai detto tu, una valvola di sfogo, anche perché se riesci a mettere nei giusti binari la stagione, vai avanti in Coppa e riesci a fare un percorso importante, magari anche vincendola, ti assicuri l'essere testa di serie nei playoff, non hai la necessità magari di doverti piazzare per forza decimo per riuscire ad arrivare ai playoff, e quindi ti permette anche di avere un attimino di tranquillità in più
per arrivare a quella fase lì. Detto che comunque ora, per come è messa la classifica, infatti andiamo a vederla, l'obiettivo è riuscire a uscire, la priorità è riuscire a uscire da quelle caselle rosse, ecco, perché inizia a essere molto preoccupante, molto molto preoccupante. Come giustamente dice Dario, chiaro che se vai ai play-out puoi vincere la Coppa non serve a niente, però è anche vero che augurarsi che la Torres esca almeno dai play-out è il minimo indispensabile, Dario, altrimenti viene difficile non provare a vedere il futuro di questo club, che sicuramente non è forte come l'anno scorso, ma se si trova in zona retrocessione ci sono colpe molteplici e su più livelli, perché c'è un rendimento da parte del tecnico, da parte dei giocatori, da parte di alcune scelte dirigenziali, penso, e poi lo affrontiamo con l'ultimo tema, non voglio spoilerare niente, che ti portano a essere molto al di sotto delle aspettative. Io non voglio credere che questa società non prenderà una decisione forte da qui a anche solo 2 o 3 partite se si trova ancora in quelle posizioni, perché altrimenti c'è una non volontà di provare a cambiare il destino attuale, che spero non ci sia tra chi decide le sorti rossoblu, anche perché, lascio un attimo la classifica, se le guardo tutte, le scorro dall'Arezzo al Rimini, io trovo solo una squadra in questo momento peggiore di questa Torres, che è il Perugia, e quindi mi preoccupa tanto questa cosa, cioè spero che guardando proprio le prestazioni, anche il Bra stesso, cioè per la squadra che è da neopromossa, avere gli stessi punti della Torres, cioè già la devi valutare meglio della Torres, ok? Sì. Poi il Pontedera ha rinnovato tantissimo ed è comunque 2 punti in più. Il Livorno da neopromossa con giocatori importanti, però ha dei problemi interni, lo sappiamo, vorrebbe cambiare anche allenatore, c'è una sorta di scissione quasi interna. Greco, tra l'altro, è uno dei papabili, è stato uno dei papabili perlomeno della panchina del Livorno. Poi non se ne è fatto nulla, vedremo un po', però comunque la Torres, al di là del Perugia, che è una società che anche lei ha speso tanto ed è lì forse la peggiore per i risultati del campionato, la Torres, siamo là. Detto questo, io andrei all'ultimo tema, perché magari ci prendiamo un pochino più di minuti sull'ultimo temino della Peritorres. Poi io prometto che se la Torres vince, Andre, faremo una Peritorres davvero a Peritorres, cioè io settimana prossima, se la Torres vince, in Coppa ovviamente non ci sarà la Peritorres, vi racconteremo la partita di Coppa Italia di categoria, ma senza il pre-gara solito rossoblu, ma in campionato vi prometto che farò veramente aperitivo, sboccio insieme agli amici del Sassarese Media. Invitiamo Mario Tangianu e facciamo bere lui. Secondo me Mario, quando si beve un bicchierino, poi ci regala perle. Detto questo, tema del promessa all'Anna Falchi. Se mi spogliassi, dico ancora la mia, cioè io con i miei 35 anni ancora me la combatto. La fila dietro proprio per prenderti a sassate. A pomodori, così poi raccolgo un po' e porto a casa. Detto questo, problema di budget, se ne è parlato tanto perché, come giustamente dicevamo, quando non c'è una comunicazione forte, poi vale tutto il chiacchiericcio, no? Da Fini, è stata la settimana un po' del chiacchiericcio. Fini, pazienza, va via, arriva Fini, no, Fini non va via, siccome c'è Greco ancora libro paga, resta pazienza. E allora è un problema di budget. Ecco, budget. Io ho scritto un articolo in settimana, la prendo lunghissima, Andre, oggi. Perché vai tranquillo. questo è tipo il momento content, cioè vedete faina, Antonuccio, ok, quindi potete anche spegnere. No, detto questo, il budget secondo me non è un problema di per sé, cioè chi ha visto un po' il calcio fatto bene a certi livelli, ha visto squadre crescere negli anni senza per forza fare il passo più lungo della gamba a livello di budget. Pensate al Cittadella in B, prima dell'ultimo periodo di difficoltà, che però faceva la B col minor budget di tutti per distacco, 2 milioni e mezzo, 3 milioni, quando andava bene, che è un budget già medio per la Serie C, ok? E neanche così elevato per la Serie C, e in B riusciva a fare una squadra da playoff. Quindi il problema di per sé non è il budget, il problema di per sé è se tu hai un budget piccolo, sono le scelte che prendi, perché ogni scelta deve essere ponderata, perché il rischio di errore ovviamente si alza, perché non puoi fare una ricapitalizzazione sempre per andare a coprire i tuoi errori. Quindi il problema di avere un budget che è inferiore a 2 milioni, secondo me non è un problema di per sé. Chiaro che se tu scegli nella tua stagione migliore, quando arrivi secondo, di fare contratti
biennali e triennali, sapendo che da lì a due anni non farai un aumento di budget enorme, ti metti un cappio al collo, perché di fatto se tu non riesci a inserire dei nuovi giocatori praticamente a zero, la squadra invecchia, i tuoi giocatori si svalutano, difficile vendere in Serie C e il monte ingaggi non puoi più aumentarlo. Quindi già lì è stato fatto un errore di, se vogliamo, poca maturità. C'è una squadra che ha voluto dare tanta riconoscenza a chi ha portato un risultato storico come il secondo posto, una proprietà che ha voluto ripagare con la fiducia quell'ottimo risultato, però poi se sai di non fare un aumento di budget importante, di fatto resta un errore. L'errore grave è stato fatto anche quest'estate, secondo me, non tanto nel ringiovanire la rosa. Tu puoi ringiovanire la rosa come vuoi, ok? Cioè, ci sta anche che di tanto in tanto una società voglia prendere un'annata di transizione, ok? Però a quel punto non mi spiego perché tenerti Zambataro, non mi spiego perché tenerti Liviero. Zambataro voleva andare via, benissimo, va via, non trova quell'ingaggio, va via comunque. Liviero vuole andare via, oppure tu hai deciso che non fa parte del tuo percorso tecnico, la seconda in questo caso, e Liviero va via. Ma soprattutto se metto fuori rosa due giocatori così, non aspetto la fine del mercato per poi accorgermi che non ho esterni di sinistra. Perché lì, se il budget è ridotto, poi sbaglio queste cose qua. Starita è un giocatore importante, che ha fatto delle stagioni importanti, ma arriva da un anno non facilissimo. Voglio accontentare l'allenatore, però non può essere uno dei giocatori che va a prendere più budget, perché allora il sacrificio lo deve fare anche un giocatore come Starita, che lo fa già, perché non tutto l'ingaggio lo copre la Torres, però sono valutazioni che devi prendere. E chiudo perché ho letto alcuni commenti che non mi piacciono, ricordando a tutti che tra Torres e Cedo 31 non ci sono né collaborazioni né sponsorizzazioni, e chi ha letto tutti gli articoli di Cedo 31 sa lo storico di complimenti fatti a questa società quando li meritava e di critiche personali. Poi noi non siamo nessuno, siamo dei giornalisti, non siamo direttori sportivi, non siamo responsabili scouting, non siamo match analyst, tranne Matteo Zizzola, non siamo dirigenti sportivi. Raccontiamo, e abbiamo provato a raccontare la Torres in questi anni, pagando di tasca, grazie agli sponsor, grazie a volte anche a investimenti iniziali personali fatti per raccontare anche in trasferta la Torres, quando nessuno andava, e in questi anni andavamo solo noi, e sempre senza chiedere un euro al lettore. Quindi questo ci tengo molto particolarmente. Questo discorso del budget era un qualcosa che volevo affrontare per spiegare anche un po' a chi non avesse capito l'articolo. Detto questo, io vorrei ricordare a tutti che il problema della Torres in questo momento non è il budget, ma magari come quel budget quest'anno è stato investito, o le decisioni degli ultimi estati che hanno portato un po' all'apnea di quest'anno. È stato molto lungo, scusami. No, assolutamente, ma giustamente, anche perché comunque è un tema che ha generato diverso chiacchiericcio, diverso rumore, quindi di conseguenza ci stava anche prendersi tutto questo tempo. Aggiungo solamente anche un'altra cosa, che comunque la Torres, diciamo, anche quando ha fatto bene, non è il club con il budget più alto, anzi tutt'altro. Quindi di conseguenza, secondo me, il budget, giustamente come hai detto tu, non è un problema, ma è appunto un problema come viene utilizzato, anche perché quando tu hai un budget basso il margine di errore proprio è minimo, e quindi in questo senso qua io mi appoggio anche al tuo discorso che forse, avendo un budget del genere, forse era meglio magari non andare a cercare tutte queste scommesse, tutti questi giocatori comunque che venivano da un'annata un po' difficoltosa, così come anche, passami il termine, lo stesso allenatore che era reduce da 2 esoneri, ti serve magari quel nome che magari non fa rumore perché è un nome altisonante, ma magari che sia più pratico, ecco, della categoria, che abbia fatto meglio, sebbene non sia un ex di Serie A oppure un ex giocatore di livello. Ecco, serve cercare meno l'effetto ma più la praticità, ecco, in questi casi. Sì, tra l'altro c'è la domanda di Marco che leggerei prima di chiudere questa puntata, chiederti il pronostico. Tra l'altro gli amici del Sassarese Medio scherzano, mandano le battute, ma ancora il pronostico non l'hanno scritto in chat. Però c'è questo del Sassarese Medio, attenzione, la butta questo lì. è importante, questo è importante. Posso dirti io che so chi è senza maschera, meglio che tenga la maschera. Detto questo, scherzi, voglio un gran bene. Sono satira su di te tutta la settimana. Sì, esatto. Adesso fai i meme, pinna, le cose. Vabbè, ho le spalle larghe.
Marco dice: Zambataro e Olivero avevano un contratto in essere. Come faceva la società a mandarli via? Beh, innanzitutto la società Torres sa bene come funziona in Serie C, non pagando quasi mai i cartellini dei giocatori, tranne qualcosina di investito nell'ultimo anno, per esempio su Musso, che in C c'è una sorta di lascia passare, no? Alla cessione, quindi in realtà anche se tu hai un contratto in essere, se arriva una proposta basta non chiedere niente, come era nel caso di Zambataro Ternana, e poi lasciarli andare senza chiedere un ritorno economico. Detto questo, innanzitutto Marco, provando a fare un mercato su questi giocatori, tenendoli almeno, visto che non hai alternative in rosa, in squadra fino alla fine del calciomercato, cioè che Zambataro e Oliviero fossero fuori dal progetto, soprattutto Oliviero si sapeva dal giorno 1 di allenamenti, quindi difficilissimo trovare una proposta per giocatori in queste situazioni di gioco. Altra roba, si può anche tentare una risoluzione del contratto, cioè se io arrivo a fine mercato, è vero, dovrò darti dei soldi per fare la risoluzione del contratto, però meno di quelli che ti devo durante tutto l'anno, e a quel punto una minima parte di soldi li risparmio e prendo una scelta che anche quella è forte, cioè io pur di liberarmi di 2 ingaggi do l'opzione prima che il mercato finisca della risoluzione del contratto, così i giocatori a fronte di una buona uscita sono liberi di andare a cercarsi da svincolati poi le squadre che preferiscono. Tu mi dirai, non è una grande scelta, sono d'accordo, però meglio che tenerli pagati tutto l'anno senza aver la possibilità di utilizzare 2 giocatori che ti servirebbero come il pane in questo momento. Poi con Zambataro hai provato a fare il passo indietro, è chiaro che ora un giocatore che non si è allenato tutta l'estate, tornare in forma ci vorrà diciamo un po' di tempo, vedremo se verrà reinserito in un modo o nell'altro. Dario dice: budget basso, 2 anni fa ha preso il capocannoniere junior, più Mastino, più Giorico eccetera, tassa di pescaggio. Quest'anno la verità è che hanno visto la tannata del Pescara, hanno pensato di dover prendere solo giovani, a caso però. Beh, però sono 2 robe diverse, Dario, perché se tu il primo anno hai un budget di 1,6 milioni e la Fermana riesce a pescare Fischnaller perché deve andare via Fischnaller. Poi Mastino e Giorico sono 2 situazioni, ragazzi, di 2 sassaresi, Giorico è algherese, però comunque sia sassaresi, che rientrano, in cui tu hai trovato il momento giusto tra Pisa e la situazione di Giorico contrattuale per riportarli. E poi soprattutto stavi iniziando quel percorso, cioè avevi quel 1,6 milioni da mettere a correre, poi gli anni dopo, se il budget è quello, ma il monte ingaggi l'hai alzato molto prima, il budget si riduce automaticamente, cioè non sarà più 1,6 milioni da mettere a correre dal giorno 1, ma sarà magari 800.000, sarà magari 600.000, e quindi questo è un po' il discorso che dipende, no, dalla gestione del budget. Cristian dice: è arrivato. Ah, scusami. No, aspetta, Cristian dice: la società non ha aumentato il budget considerando che ha 2 società da mantenere. Beh, non penso che la gestione del latte dolce, che è una squadra che comunque sia si fa con molti meno soldi in Serie D, sia il problema principale del budget di questa Torres. Nel frattempo è arrivato l'1-2, il pronostico. Assolutamente. Chi segnerà, Andre, secondo te? Visto che non ti posso chiedere come va la partita. Dimmi almeno, dando per scontato che la Torres almeno un gol lo faccia. Allora, ti dico... Non è così scontato, esatto, assolutamente. Ti dico il ritorno al gol di Musso e te la butto lì un Sala. Ci sta. Che ha praticamente... Anche se il mio è Adama Diakite, che comunque ti toglie, cioè se proprio vogliamo credere e vedere le favole, Adama Diakite che ti toglie dalla crisi col gol del 2-1 della vittoria. Ok, c'è una bella domanda di Gianluca Brundu che ci chiede: secondo voi l'incertezza dei lavori allo stadio ha rallentato le ambizioni della città? Beh, non proprio. Cioè, se intendiamo il terreno di gioco, c'è stata una sparata dell'amministrazione comunale il giorno della presentazione dei lavori al Vanissana, che sono quindi l'illuminazione, il rifacimento della tribuna nella parte tombata, la sicurezza tra videosorveglianza e tornelli nella parte dei distinti, per adeguarlo, diciamo, non solo alla C attuale, ma in caso anche di promozione, che ovviamente parlarne adesso sembra una parolaccia, però fino a quest'estate non era così. Però no, perché comunque l'iter sta andando avanti, cioè il comune ha recepito i soldi, sta facendo i progetti esecutivi per tutti gli interventi, alcuni sono già stati fatti, i 2 campetti per il settore giovanile sono praticamente al taglio del nastro, manca pochissimo
per essere presentati, quelli dietro la curva nord per capirci. Quindi sì, ci può essere il discorso del terreno di gioco, però non credo che la sparata dell'ultima estate, cioè rifacciamo il terreno di gioco come è stato detto, possa aver influenzato, perché uno che fa calcio sa benissimo che per rifare un terreno di gioco, se ti va bene ti servono tutti i mesi estivi, ma se ti va bene, perché altrimenti ti serve anche di più, perché comunque devi capire anche comprandolo pronto, cioè solo da applicare, quanto tempo poi ci metterà il terreno e quant'altro da adeguarsi e non solo. Quindi no, credo che lo stadio non abbia rallentato. I problemi di quest'anno sono molto diversi da quelli che si diceva l'anno scorso sul problema del terreno di gioco, secondo me. Cristian dice 3-1, Elsa Sersemedio dice dia chi te segna. Speriamo in un... aspetta, Torres vince 3-1, che no, non avevo letto solo 3-1, poi sai, giocando in trasferta, no, Torres vince 3-1, siamo fiduciosi, va bene. Insomma, c'è fiducia, non so se è merito del Sassarese Medio che ha portato questo clima goliardico, però c'è un po' di fiducia per questa Torres. Vedremo, ci saremo ovviamente Andre domani, racconteremo un po' con il live testuale le pagelle e poi vedremo se la vittoria sbloccherà anche la sala stampa oppure se ci porterà, come penso, anche in caso di vittoria magari a un altro silenzio stampa, considerando che la Torres non va in trasferta con l'area comunicazione. Vedremo un po' quello che succederà, o magari un risultato negativo porterà a quello che si chiedevano i tifosi, cioè che qualcuno da Audassio a Pierluigi Pinna ci metta la faccia per provare a raccontare il momento Torres. Speriamo che non ce ne sia bisogno. Va bene, Andre, salutiamo Luigi Canu che dice dove vai? Non lo so, vado a casa di Luigi Canu adesso che mi deve una pizza. Esatto. È ficchetto, Luigi sì, Luigi è uno che è prezzemolino, vuole sapere tutte le cose, sempre in mezzo, ce l'ha, però è bravo facendo le foto. Assolutamente. Però è bravo facendo le foto. Va bene ragazzi, Povero grazie Luigi. di essere stati con noi, per il Torres lunghissimo, ma visto che non hanno parlato in casa rossoblu, abbiamo parlato abbastanza noi, speriamo domani di raccontarci un altro clima rossoblu e di vederci settimana prossima con i Flut di Akenta. Non lo so, salutiamo gli amici di Santa Maria La Palma, se vogliono mettere dei soldi in 131 andiamo poi anche alle prossime trasferte della Torres. Bravi. Grazie Andre. Grazie a te Robby. Sei sempre bellissimo, ci vediamo. Vorrei poter dire lo stesso. No, scherzo, ovviamente sei fantastico, sei splendido. Sono poi ho il fascino del padre, i capelli bianchi. Esatto. Dammi qualche anno e sono quello che le mamme si contendono fuori dalla scuola. Dai. Diventi il nuovo Zizzola. Bravo, quando divento tutto bianco. Molto probabilmente divento tutto pelle perché vado a perdere, però sono già avanti allora. Bravo, sei tutti andati avanti, hai fatto bene. Piace, l'uomo così piace. Ragazzi, ci vediamo domani con le dirette di 131 per quanto riguarda la vigilia del Cagliari, ma sulla Torre restate sul nostro sito perché trovate tutti gli appuntamenti targati rossoblu. Grazie, buona serata e sigla. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.